Comune di Agrigento entro 8 mesi approverà il piano regolatore generale, promessa del sindaco Miccichè. Stop alle esercitazioni militari a Punta Bianca, la zona sarà presto riserva naturale, l'esercito andrà altrove. L'Ars blocca tutte le nomine a Musumeci e alla sua giunta, da qui a fine mandato si gioca la partita della ricandidatura a mani nude. Inaugurato il nuovo negozio dedicato ai tifosi biancoazzurri. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura la dichiarazione del sindaco di Agrigento Franco Miccichè al microfono del nostro direttore Arturo Cantella, che assicura entro il 2023 la città avrà il suo piano regolatore generale. Vediamo. Un PRG, riuscirà questa amministrazione Miccichè a cambiare rotta sul PRG e dare finalmente delle risposte alla città che aspetta da tanti anni? Per quanto riguarda il PRG, sì, finalmente si va avanti. Abbiamo dato l'incarico per la bassa valutazione ambientale strategica che bloccava l'iter burocratico per portare avanti l'iniziativa. Finalmente andrà a breve, andrà a gara, verrà dato l'incarico, si porterà in regione e penso che nel giro di 7-8 mesi finalmente Agrigento potrà avere il suo piano regolatore, comunque entro il 2023. Ecco, nell'intervento poco fa fatto in platea lei ha detto che ha cambiato i vertici, a posto di un avvocato ha messo l'ingegnere, ha nominato persone non sue amiche ma professionalmente valide, quindi riusciremo a portare avanti questa iniziativa per il bene della città? Sì, io ne sono convinto, guarda, mi sono incaponito, ho fatto dei movimenti dirigenziali perché era assurdo che un avvocato potesse dirigere l'urbanistica. Ho dato l'incarico a un altro mio tecnico, l'architetto Gaetano Greco, che ora è dirigente dell'urbanistica, è una mente storica dell'ufficio tecnico del Comune di Agrigento. Stiamo dando l'incarico come diceva lei, a dei tecnici esterni, illustri sconosciuti, ma che amano e conoscono bene l'urbanistica. Questo perché affinché Agrigento possa finalmente avere il suo piano regolatore. Sindaco, perché non fa la relazione? Arrivano da più parti istanze perché lei non riesce a fare la sua relazione e quella degli assessori. C'è un impedimento ostativo? No, non c'è nessun impedimento, è solo che così è un continuo lavorare, è un cantiere così laborioso che ogni giorno, quando io sono pronto a fare relazione, arriva qualcosa di nuovo. Quindi questo mi ha un po' bloccato perché vorrei rendere edotta Agrigento su quello che noi stiamo facendo. Sindaco, un ampio dibattito sul rigassificatore a Porto Empedocle, arrivano istanze da Roma che si può riprendere i lavori che hanno tutte le autorizzazioni. In questo senso la posizione del Comune di Agrigento, che già si era espresso contro, ma la sua indirizzo politico qual è? Lei è d'accordo o no? Ma io sono contro qualsiasi forma di inquinamento ambientale sto riprendendo le posizioni dei miei predecessori. Ho dato anche mandato all'ufficio tecnico di fare un ricorso a seguito di alcune sentenze che sono uscite e quindi poi i fatti mi daranno ragione. Una pensionata 73enne di Palma di Montechiaro è stata immobilizzata e derubata di 350 euro in contanti e del libretto postale mentre si trovava all'interno del suo appartamento in via Donizetti. Ad entrare in azione 2 malviventi, non armati ma incappucciati, che sono riusciti a intrufolarsi all'interno dell'abitazione dell'indifesa donna. L'hanno prima immobilizzata e poi, dietro minaccia, hanno chiesto dove si trovassero oro e soldi. Il bottino alla fine di 350 euro in contanti e del libretto postale della pensionata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno raccolto la testimonianza della donna. Al via le indagini per risalire ai responsabili dell'increscioso atto. Sospese le esercitazioni militari a Punta Bianca, quest'area presso sarà riserva naturale e un'indagine ha dimostrato che la presenza dell'esercito ha inquinato questo territorio. È inconciliabile la convivenza tra esercitazioni di guerra e la tutela di un bene. Ha vinto Mare Amico. Vediamo.
Sono state sospese le esercitazioni militari a Punta Bianca. A renderlo noto è l'associazione ambientalista Mariamico Agrigento, guidata da Claudio Lombardo, che da diversi anni si batte per l'istituzione della riserva naturale di Punta Bianca e contestualmente per far interrompere le esercitazioni militari nella vicina zona di Drasi. Oggi finalmente, dopo le indagini condotte dai carabinieri della sezione di tutela forestale e ambientale di Agrigento, hanno sospeso le esercitazioni militari a Punta Bianca. L'esercito italiano da 63 anni continua a violare questo territorio, commenta Claudio Lombardo, che ha, sotto l'aspetto paesaggistico, storico, ambientale, una valenza incommensurabile. La sua presenza è inconciliabile con l'istituzione di una riserva naturale. Le esercitazioni militari compromettono l'ambiente, sottolinea in una nota Mariamico, immettono in atmosfera sostanze pericolose come ad esempio i residui di polveri da sparo, rilasciano una grande quantità di piombo, sostanza velenosissima che, come tutti i metalli pesanti, è altamente tossica per la flora e la fauna locale e per l'ecosistema marino. In particolare la sua presenza in acqua ad elevata salinità lo degrada dissolvendolo nell'ambiente marino. Il piombo, prosegue Claudio Lombardo, entra quindi nella catena alimentare distribuendosi nei tessuti degli organismi della fauna ittica con destinazione terminale l'uomo. Questo causa una serie di danni ad organi e tessuti spesso irreversibili. E ancora, prosegue Mariamico, i terrificanti boati atterriscono oltre che le persone anche gli animali selvatici presenti in queste aree. Anche le forti vibrazioni provocate dalle esplosioni hanno già causato numerosissime frane, con un considerevole arretramento della fragile falesia. Giova ricordare che già nel 2017 la Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito dopo un sopralluogo presso il poligono di Drasi aveva suggerito la bonifica del luogo, dichiarando: «Per noi è stato clamoroso», affermato Giampiero Scanu, presidente della Commissione parlamentare. «È incredibile che nessuno si sia mai posto il problema di andare a raccogliere le migliaia e migliaia di proiettili fatti di piombo che nei decenni sono stati sparati da terra verso il mare». Proprio per questi motivi lo scorso 18 ottobre 2021 abbiamo promosso, prosegue Claudio Lombardo, un sit-in con gli abitanti del luogo e dopo l'ennesima pesante esercitazione con mezzi militari blindati, il 20 ottobre 2021 abbiamo presentato un nuovo esposto alla Procura di Agrigento chiedendo di indagare sull'inquinamento provocato da queste esplosioni a terra e in mare. Oggi finalmente, conclude l'associazione ambientalista, dopo le indagini condotte dai carabinieri della sezione di tutela forestale e ambientale di Agrigento, hanno sospeso le esercitazioni militari a Punta Bianca. I carabinieri della compagnia di Agrigento, coordinati dal maggiore Marco La Rovere, hanno identificato coloro che la notte tra sabato e domenica avrebbero spianato, devastandolo, un tratto di spiaggia lungo il Viale delle Dune a San Leone, probabilmente per allestire un chiosco nell'area. Peraltro vietata l'insediamento di strutture balneari, anche perché esposta all'erosione marina, che nel passato ha infatti travolto 5 chioschi. I due denunciati sono un uomo di 35 anni di Agrigento, operatore commerciale titolare di una struttura balneare, e un altro uomo di 48 anni, anche lui agrigentino, operaio di un'impresa privata che su incarico dell'operatore commerciale con una ruspa ha spianato le dune naturali e abbattuto diversi alberi del boschetto. All'autorità giudiziaria risponderanno di danneggiamento, invasione di terreni e disboscamento. L'Ordine degli Architetti di Agrigento torna a parlare di PNRR ed infrastrutture strategiche. Arturo Cantella. Presidente, Rino Lamendola, oggi un importante convegno sul Ponte dello Stretto, una prima tappa che vedrà susseguirsi in altre iniziative a Reggio Calabria, a Messina, addirittura un convegno fatto su una nave. Ecco, ma la gente si aspetta delle risposte che purtroppo non arrivano dalla politica per un territorio, diciamo, dimenticato da anni dallo Stato centrale. Sì, sappiamo infatti che il PNRR ha tradito le aspettative dei cittadini, non prevedendo nulla di rilevante in materia di infrastrutture per il nostro territorio. Allora in questo contesto, seguendo il percorso già tracciato con il convegno dello scorso 30 ottobre con la rete delle professioni tecniche, oggi unitamente agli altri ordini professionali, unitamente alle forze sociali, unitamente alle categorie produttive, facciamo sentire la nostra voce per rilanciare con
forza e determinazione la necessità e l'urgenza di un nuovo piano di investimenti speciali per la realizzazione di infrastrutture importanti per la nostra terra, come l'aeroporto centro-meridionale, l'alta velocità su linea ferrata e su strada gommata, la riqualificazione delle nostre strade interne, il potenziamento dei nostri porti. Contestualmente, come sta vedendo, sfruttiamo oggi il prezioso contributo di uno dei più noti esperti in materia, il professor Enzo Siviero, e la competente opinione degli ordini professionali di Reggio Calabria e di Messina, per ribadire con forza l'importanza del ponte di Messina, del ponte sullo Stretto, quale opera strategica importante per richiamare nuovi investimenti sull'intero sistema infrastrutturale e per completare quel corridoio Berlino-Palermo che è rimasto sospeso perché manca proprio l'ultimo tratto, il ponte di Messina. Completando questo corridoio sicuramente la nostra terra potrebbe autorevolmente svolgere il ruolo di porta d'Europa nel Mediterraneo, sia dal punto di vista culturale e politico, ma anche dal punto di vista economico, commerciale e turistico. A conclusione di questo evento, fruendo dei contributi che raccoglieremo durante la tavola rotonda, condivideremo un documento con il quale ci presenteremo alla politica per chiedere quali passi in avanti sono stati eseguiti rispetto agli impegni assunti lo scorso 30 ottobre e in quell'occasione rilanceremo anche l'importanza del ponte sullo Stretto come opera strategica per lo sviluppo di tutto il sistema infrastrutturale siciliano. Sindaco, presente a questa iniziativa dell'Ordine degli Architetti, dove si chiedono più infrastrutture, in particolare dal Ponte dello Stretto a venire. Sì, ringrazio l'Ordine degli Architetti, ringrazio l'architetto Rino Amendola per avermi invitato oggi in questo convegno. Si parla infatti di infrastrutture, si parla del Ponte di Messina, un'opera che da sempre ne abbiamo sentito parlare. Vediamo ora, grazie anche al PNRR e ai nuovi finanziamenti, se qualcosa si può portare avanti. Non dobbiamo compiere l'errore, insomma, che ingessando troppo non si possono utilizzare, diciamo, le risorse che dovrebbero arrivare. Cioè io mi preoccuperei innanzitutto, diciamo, di far sì che queste risorse arrivino nel nostro territorio. Diciamo, queste sono le premesse, lo Stato si è impegnato in tal senso, però se iniziamo a blindare tutto, a ingessare tutto, il rischio concreto è che il 2026 arrivi e arriva presto e non si possa utilizzare, insomma, quello che l'Europa ha messo, diciamo, a disposizione dell'Italia. Tra l'altro ricordiamoci che buona parte di questi fondi verranno ritornati all'Europa, sono a debito, e quindi se non siamo bravi nell'accaparrarci quello che ci spetta e nello spendere bene, diciamo, queste somme, il rischio, insomma, è quello di ritrovarsi soltanto poi con un debito da rimborsare. Tra l'altro le premesse non sono felici, stiamo riscontrando dei ritardi, diciamo, in tal senso da parte delle pubbliche amministrazioni. Partiamo da una situazione di oggettivo svantaggio, i cosiddetti progetti cantierabili scarseggiano, diciamo, nelle nostre amministrazioni, negli enti locali. Questa cosa un po' ci penalizza rispetto a comuni più virtuosi, diciamo, da questo punto di vista, ma solo perché in passato hanno avuto a disposizione maggiori risorse. La Regione si è già in qualche modo mossa in tal senso, chiedendo la possibilità di assumere, diciamo, parecchie figure che possano implementare le piante organiche proprio nella direzione, insomma, di redigere, diciamo, dei progetti di qualità, insomma, in tempi anche celeri. Anche il governo regionale, diciamo, percepisce che, insomma, i tempi sono veramente stretti, tant'è che lo stesso Musumeci chiederebbe l'estensione, possibilità di spesa addirittura al 2030, e credo che se riusciamo a ottenere questo sia veramente la chiave di volta, perché obiettivamente 4 anni sono davvero pochi. Sono più fiducioso, diciamo, nell'inquadrare la mentalità, diciamo, dei siciliani. Sarà perché, come dire, sono contestualizzato in un'associazione in cui magari spesso e volentieri mi confronto con self-made women, no? Cioè persone, insomma, che battagliano dalla mattina alla sera, non si arrendono, che vanno avanti. Sarà perché sono ottimista, insomma, per carattere, però io credo in un buon atteggiamento, diciamo, della nostra gente. Certo, quando fai mancare per 1000 ragioni, diciamo, il terreno sotto i piedi ai nostri territori,
è chiaro che poi magari emergono sfaccettature, diciamo, meno edificanti, ma mettiamo i nostri territori nelle condizioni di poter lavorare dignitosamente, diciamo, di poter competere ad armi pari con il resto d'Italia, diciamo, del mondo, e poi vediamo la storia della nostra gente, diciamo, del popolo siciliano, anche terapanese, diciamo, è quella, insomma, di gente che quando è costretta, ahimè, a lasciare, diciamo, il nostro territorio, va altrove, ma va anche lì a compiere delle opere di successo, diciamo, delle belle iniziative lavorative, diciamo, imprenditoriali. E quindi mi torna difficile pensare che un trapanese, un siciliano che va fuori dalla nostra terra eccelle e poi nel nostro territorio non ha queste qualità. La realizzazione di un parco tematico denominato Sicilandia, da realizzare con i fondi del PNRR in territorio di Favara. Questa è la proposta dell'associazione Penna Sottile di Favara, avanzata all'amministrazione comunale. Vediamo. L'associazione Penna Sottile ha in cantiere diverse iniziative, ecco, giorno 9 ci sarà anche una sintesi con un incontro. Se ci anticipa qualcosa di ciò che saranno le vostre aspettative, i vostri obiettivi? Sì, dopo quasi oltre 2 anni che non abbiamo avuto modo di poterci incontrare, finalmente, leggi permettendo, stiamo vedendo di rincontrarci e fare un'assemblea di soci di Penna Sottile, anche per fare il punto sulla situazione attuale dei progetti che abbiamo portato avanti e che abbiamo già in parte realizzato, e altri invece che sono nel loro evolversi e quindi nel loro sviluppo. Ormai i progetti tipo Sicilandia, per esempio, sono noti a buona parte della popolazione agrigentina e anche oltre, perché Penna Sottile non è solo a carattere provinciale, ma va anche oltre. Abbiamo collaborazioni di spessore anche di altre province d'Italia, per cui con la collaborazione di tutti noi vorremmo andare avanti per porre fine a quello che è il viaggio della speranza e che diventi invece un ritorno della speranza nel nostro territorio, in modo tale che si possano valorizzare tutte le potenzialità che il nostro territorio propone, e dai templi di Agrigento alle parti culturali che ci sono, ai valori e potenzialità di tutti i livelli che ci sono. Ecco, un altro partner è anche Storia Patria, che si affianca alle iniziative dell'associazione. Sì, noi siamo stati, diciamo, dei partner privilegiati, anche perché faccio parte pure di Penna Sottile. C'è stata, diciamo, sempre una certa sinergia nell'accogliere quelle che potevano essere dei progetti, degli obiettivi con ricadute positive nel nostro territorio. La Storia Patria di Agrigento si è sempre distinta per quanto riguarda e ha attenzionato sempre l'ambito culturale, e in questo frangente, diciamo, si è inserita pure nel promuovere tutta una serie di attività e di far veicolare attraverso anche altre associazioni, quindi altri partner, diciamo, anche perché abbiamo avuto il supporto anche da parte di Sua Eccellenza il Prefetto, quindi a continuare, diciamo, un discorso positivo per il territorio, e quindi stiamo foraggiando in maniera tale di fare una conferenza di servizi con altre situazioni, per esempio anche con l'Ordine degli Architetti, con la Fondazione degli Architetti del Mediterraneo, quindi, e di altri enti. Il giudice del Tribunale di Termini Imerese ha disposto la misura cautelare in carcere per Loredana Graziano, 36 anni, che lo scorso fine febbraio era stata condannata a 30 anni di carcere con l'accusa di aver avvelenato il marito pizzaiolo Sebastiano Rosella, musico, di 40 anni, a gennaio del 2019. La donna è stata portata nel carcere Pagliarelli a Palermo dai carabinieri. Il processo si era svolto con il rito abbreviato. Dopo la condanna la donna era ai domiciliari perché poco dopo aveva partorito la figlia.
Graziano era stata interdetta in perpetuo dai pubblici uffici e sospesa all'esercizio della responsabilità genitoriale per tutta la durata della pena. L'imputata è stata condannata al pagamento di una provvisionale esecutiva di 140.000 euro a favore dei familiari della vittima che si sono costituiti in giudizio. Il risarcimento sarà stabilito con un nuovo processo in sede civile. Inizialmente si era ipotizzato che il pizzaiolo fosse morto per un infarto. Le indagini dei carabinieri e l'autopsia eseguita sul corpo dell'uomo accertarono che invece venne avvelenato con la somministrazione di cianuro e di un anticoagulante. Le indagini condotte dai carabinieri erano state riaperte dopo le dichiarazioni dell'ex amante e compagno della donna, che aveva riferito che sarebbe stata lei stessa a confessargli di aver avvelenato il marito. A spingerla la voglia di cambiare vita e il desiderio di maternità, come emergeva anche da numerose intercettazioni. Per i familiari della vittima 30 anni sono troppo pochi per il delitto commesso. Istat in Sicilia, record nazionale di inflazione, in un anno più 6,8%. L'ultimo report vede Catania, Messina e Palermo in testa per l'aumento dei prezzi su base annua. Pesano bollette, trasporti e generi alimentari. I dettagli nel servizio. In Sicilia è record di inflazione. Secondo gli ultimi dati Istat relativi al mese di febbraio, l'isola è in testa tra le regioni italiane per l'incremento del tasso tendenziale di inflazione. In termini semplici, la nostra regione registra l'incremento di prezzi più alto rispetto a un anno fa e i 3 maggiori capoluoghi di provincia sono in testa tra le città italiane. In Sicilia l'incremento dei prezzi in febbraio rispetto a gennaio 2021 è stato del 6,8%, superiore di oltre un punto al 5,7% nazionale. Al secondo posto il Trentino Alto Adige con il 6,5% e poi la Liguria con il 6,4%. Il record assoluto è di Catania con più 7,4%, poi Messina e Palermo con più 6,9% e di seguito Bolzano, Trieste e Padova. Un aumento ancor più rilevante se si considera che il reddito medio pro capite in Sicilia è di 2/3 rispetto alla media italiana e dunque inferiore a quello delle altre regioni in vetta alla classifica dell'inflazione. A pesare di più sono i rincari della voce abitazione, acqua, elettricità e combustibili che segnano un aumento mensile del 5,5% e in un anno del 31,1%. Poi i trasporti che crescono dal 2,2% su base mensile e del 9,9% su base annuale. Infine i prodotti alimentari e le bevande alcoliche che registrano un incremento dell'1,2% rispetto a gennaio 2022 e del 5,5% rispetto a gennaio 2021. In controtendenza i servizi ricettivi e di ristorazione, che pur crescendo del 5,3% su base annua, questo mese registrano un calo di prezzo dell'1,5%. In calo dell'1,1% rispetto a un anno fa anche i prezzi della voce istruzione. Il ministro della transizione ecologica Cingolani ha prospettato l'accise mobile sul costo del carburante, ovvero progressiva o regressiva a fronte del prezzo al litro. Il presidente Draghi ha ipotizzato il pagamento a rate. Così lunedì 4 aprile gli autotrasportatori incroceranno le braccia. Sarà sciopero nazionale dei camionisti contro il caro carburante. Adesso non sarà commesso l'errore del mancato preavviso e della mancata determinazione della durata della protesta, che ha causato lo stop da parte dell'apposita commissione di garanzia dello sciopero già organizzato lo scorso 14 marzo. L'ARS blocca tutte le nomine a Musumeci e alla sua giunta. Da qui a fine mandato in autunno si giocherà la partita della ricandidatura a mani nude. C'è il servizio. L'Assemblea regionale siciliana ha approvato un emendamento firmato dalle opposizioni e da alcuni dipendenti di centrodestra che impediscono al governo targato Musumeci di procedere a nomine nelle aziende sanitarie e nelle aziende controllate e partecipate nei 180 giorni, quindi 6 mesi antecedenti alle elezioni. I capigruppo di Fratelli d'Italia Diventerà Bellissima, Elvira Amata e Alessandro Aricò avevano chiesto alla presidenza dell'Assemblea, rappresentata in aula dal vice Roberto Di Mauro, il rinvio dell'emendamento in commissione di merito, ipotizzando anche profili di incostituzionalità, ma il testo è stato posto ai voti ed è stato approvato.
Si tratta pertanto di un provvedimento che in un certo qual modo ricalca il cosiddetto semestre bianco, ovvero l'impossibilità del Presidente della Regione di sciogliere le Camere nei 6 mesi antecedenti alla scadenza della sua carica. In Sicilia adesso il Presidente della Regione Musumeci non potrà procedere alle nomine di vertice fino alla scadenza del suo mandato, il prossimo autunno. Il divieto è valido anche per la sua giunta. Gli assessori regionali non potranno procedere con nomine, designazioni o conferimenti di incarichi in organi di amministrazione attiva, consultiva o di controllo della regione, in enti, in aziende. L'incarico sarebbe nullo. Lo stop arriva in un contesto politico che vede la maggioranza a pezzi. Le dimissioni dell'assessore Roberto Lagalla, perché candidato a sindaco di Palermo, l'avviso di garanzia a Ruggero Razza e il dibattito tra Musumeci e Scilla in pubblico durante una conferenza stampa. Il presidente della regione Nello Musumeci a Trapani, tra i temi trattati quello del caporalato. Vediamo. Una utile occasione di incontro con il prefetto della provincia di Trapani, con il commissario della ex provincia, per affrontare problemi legati al territorio, infrastrutture, viabilità, l'accoglienza profughi, il capolarato nella zona di campagna particolarmente sensibile a questo triste fenomeno. È stato davvero utile perché abbiamo messo assieme, ognuno per le proprie competenze, le iniziative necessarie per affrontare e risolvere i problemi. Ho anche trovato il tempo per visitare alcuni dipendenti regionali dell'ufficio del lavoro, del centro per l'impiego. È stata anche una preziosa occasione di scambi, di impressioni e per testimoniare la vicinanza del governo regionale al nostro personale che lavora con tanto senso di responsabilità e che merita quindi di essere sostenuto e incoraggiato. Al Liceo Classico Empedocle di Agrigento, giornata dedicata alle dispute filosofiche. Il nostro direttore Arturo Cantella. Al Liceo Classico Empedocle oggi un'interessante iniziativa sulle dispute empedoclee. I ragazzi si confronteranno. Ecco, quale sarà il fine di questa iniziativa, Presidente? Sì, il fine di questa iniziativa è, come al solito, portare il dibattito nelle scuole, aprirsi a quelle dispute filosofiche che affondano le loro radici nell'arte oratoria, nelle dispute medievali e che ancora oggi risultano essere di grande attualità perché invitano al confronto che non è mai scontro, al dialogo e soprattutto abituano al rigore metodologico, alla correttezza e coerenza delle argomentazioni e all'accettazione anche di un'eventuale sconfitta, perché tutto sommato si tratta di una gara dove due squadre, una pro e una contro rispetto ad una mozione stabilita prioritariamente, devono poi essere giudicati o vincitori o sconfitti per la correttezza delle loro tesi. I ragazzi come hanno preso l'iniziativa, con quale spirito parteciperanno a questo particolare momento? I ragazzi sono molto entusiasti e accolgono sempre con grande dedizione qualunque iniziativa il Liceo Empedocle proponga, a maggior ragione quando si tratta di un'iniziativa a livello nazionale che vede il nostro liceo unico protagonista del territorio agrigentino nell'ambito delle Olimpiadi nazionali di debate. E questa è la disciplina in cui ci stiamo cimentando, che, come dicevo prima, in fondo non è che un dibattito di tipo metodologico e filosofico. Come sappiamo, il Dipartimento di Filosofia ha un ruolo centrale all'interno del Liceo Classico e per questo si è speso in nome e per conto di questa iniziativa a livello nazionale. Presidente, anticipiamo un'iniziativa che voi fate per l'indirizzo musicale che si svolgerà il giorno 24 al Teatro Pirandello. Sì, anche questa è una bella iniziativa che vede proprio i nostri alunni esibirsi in quelle che sono delle performance che ormai appartengono al curriculum d'istituto, perché sono la parte integrante appunto del percorso di studi del liceo musicale. È chiaro che con questi 2 anni di pandemia le performance sono naturalmente diminuite, se non del tutto relegate a delle conferenze online. Adesso riprendiamo a riappropriarci dei nostri spazi, gli spazi della città. Per gentile concessione del Comune di Agrigento avremo appunto la possibilità di essere ospitati al foyer del Teatro Pirandello. Inutile dire, uno spazio di cultura che ospita appunto questa scuola che vuole contribuire alla missione culturale anche della nostra città. Ecco, ci anticipi anche un po' il programma che è particolarmente intenso e vario.
Sì, è una classe di canto che si esibirà, quindi saranno tutte opere appunto accompagnate al pianoforte, curate dai docenti di canto, il professor Alaimo e la professoressa Pizzitola. Sono brani sia effettuati da solisti ma anche piccole esibizioni di coro, naturalmente tutto nel rispetto del protocollo anticontagio. Parliamo di questa iniziativa sicuramente interessante che vedrà il confronto tra le diverse anime degli studenti. Sì, oggi stiamo assistendo alla finale delle dispute Empedoclea, c'è una selezione preliminare che vedrà poi la scelta della squadra che parteciperà alla fase, diciamo, finale del torneo Age Contra Plus. È un'iniziativa sicuramente molto importante per il nostro istituto scolastico, che ha visto impegnati alunni di tutte le classi, sia del triennio che del biennio. I nostri alunni, devo dire, che hanno dato prova di grande maturità, perché hanno saputo accettare il confronto, si sono confrontati in modo molto rigoroso, portando avanti delle argomentazioni in maniera molto coerente e attingendo anche ad una grande preparazione, ad un grande bagaglio culturale. Sicuramente il ruolo dei loro coach, degli insegnanti, è stato determinante, ma l'impegno che hanno profuso i ragazzi è assolutamente encomiabile. Questa, tra le pratiche didattiche e tra le attività, diciamo, se così possiamo dire, extracurriculari, è una delle più importanti secondo me per la nostra scuola, perché aiuta i ragazzi veramente a confrontarsi anche per una partecipazione consapevole a quello che è il dibattito che viene anche al di fuori della nostra scuola. Quando noi parliamo di cittadinanza consapevole, di cittadini consapevoli, i cittadini consapevoli si formano abituandosi al dialogo, al dibattito e a capire che non esiste un'unica, diciamo, verità e che le decisioni vanno prese dopo che c'è un accurato e fondato dibattito, fondato anche sulla lealtà. Quindi i nostri ragazzi hanno veramente dato grande prova di preparazione e anche di grande senso civico. Ecco, come si ci approccia a questa iniziativa? In realtà ci vuole molto lavoro di squadra, quindi bisogna essere affiatati con le persone con cui si è in squadra, quindi si deve fare un grande lavoro anche di cooperazione e collaborazione prima di tutto, anche ricerca, perché ovviamente dobbiamo essere prima informati prima di formulare una tesi e argomentare le nostre tesi. Il tema di oggi in discussione qual è? Il tema di oggi è il corpo è prigione dell'anima o meno. Sono consapevole che le squadre si stiano dibattendo su un tema importante, ma sono molto competenti. Infatti ho notato che entrambe le squadre hanno fatto un gran lavoro anche di ricerca e sono bravi anche nel argomentare le loro tesi, sono molto corretti e precisi. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Approvato disegno di legge per istituire la giornata della memoria per il terremoto di Messina. Vediamo. Un altro importante passo è stato compiuto per l'approvazione definitiva del disegno di legge sull'istituzione della giornata della memoria per il terremoto di Messina, proposto dal deputato regionale del Movimento 5 Stelle Antonio De Luca. Il disegno di legge è stato approvato con voto unanime dai componenti della quinta commissione dell'Assemblea regionale siciliana. La Regione si legge testualmente nel DDL, al fine di non perdere la memoria storica di quanti perirono a causa del terremoto e del maremoto avvenuto nella città di Messina nel 1908, istituisce la giornata della commemorazione del terremoto di Messina, che sarà celebrata il 28 dicembre di ogni anno. Questa tragedia, unica in Europa, è un pezzo della nostra storia che va raccontato e valorizzato, evidenzia il parlamentare siciliano. Per tale motivo, una volta approvata la norma, la Regione siciliana avrà il compito di promuovere, anche mediante la concessione del proprio patrocinio, l'organizzazione di cerimonie ed altre iniziative, nonché di momenti di riflessione e approfondimento sia nelle scuole di ogni ordine e grado, sia nelle sedi istituzionali. Anche il Museo regionale di Messina avrà un ruolo di primo piano e si farà promotore di iniziative finalizzate ad una maggiore valorizzazione del ricordo del terremoto del 1908 in raccordo con l'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana. Intanto hanno chiesto un aiuto e noi nel nostro piccolo abbiamo messo a disposizione a questa carovana che partirà
da Palermo, Catania e Messina per raggiungere l'Ucraina. In collaborazione con l'ex assessore Minutoli, tramite altre associazioni che loro stanno raccogliendo i fondi per le spese che ci vorranno per raggiungere questi posti, hanno chiesto di mettere a disposizione un mezzo che noi potevamo mettere a disposizione. Noi abbiamo messo questo perché secondo noi è il più adatto, possiamo portare anche dei disabili e poi si può anche usare per caricare delle brandine che hanno messo anche a disposizione le associazioni e sacchi a pelo medicinali, materiali che possono essere utilizzati per questi aiuti umanitari e nel contempo poi rientrare con delle persone. Si parla di circa 5.000 km di andare e tornare. Il viaggio già è stato tutto programmato con diverse tappe, saranno 5 giorni, tra cui con alcune soste tra Verona, Senigallia e poi si arriverà quasi al confine tra l'Ucraina, che c'è un campo che è vicino circa 30 km dal confine dell'Ucraina, dove il responsabile, che è un responsabile di Palermo, già ha sistemato le persone che dovranno scendere e qua saranno aiutate quando saranno riportate qua in Italia nei vari comuni, tra cui anche Catania, Santa Clara di Battiati e forse anche a Messina. Un viaggio importante, speriamo che andrà tutto bene perché è stato pianificato nei minimi dettagli. Inaugurato il nuovo store dell'Acragas Calcio. Carmelo Lentini. Nella settimana che precede la prima di una serie di gare decisive che porteranno alla volata finale di questo campionato, la squadra biancazzurra ha intensificato la preparazione in vista del match contro il Don Carlo Misilmeri degli ex Filippo Tiscione, Concialdi e senza dimenticare che ci stanno giocatori come Gioacchino Serio e Manfred. Che si respiri un'aria diversa nell'ambiente biancazzurra, questo è sicuramente certo, ed è proprio di questi giorni la novità dell'apertura di uno store dedicato ai colori biancazzurri. Infatti mercoledì scorso è stato inaugurato il nuovo store ufficiale dell'Acragas, il punto vendita che si trova in città in via Callecratide 138 e sarà gestito dall'imprenditore agrigentino Paolo Vella, titolare della ditta Tipografia Maira, che in un recente passato ha svolto con successo questa iniziativa ai tempi della Serie C e della Serie D. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato in rappresentanza della società il direttore generale Giancarlo Rosato, il team manager Maurizio Capraro, il direttore sportivo Giuseppe Cammarata, il dirigente accompagnatore Gaetano Di Caro e il medico sociale Totò Bottone. Lo staff tecnico guidato da Nicolò Terranova e la squadra capitanata da Alfonso Cipolla, ma anche semplici tifosi e alcuni giornalisti. Tantissimi gli articoli dedicati al gigante che potranno essere acquistate anche online per i non residenti. Analizziamo comunque le gare che interessano l'alta classifica di questo turno di campionato. Si giocheranno infatti sabato in anticipo Parmonvalle Canicattì, Acragas Don Carlo Misilmeri e Mazzarese Pro Favara. Può succedere di tutto e l'attuale classifica potrebbe variare ulteriormente. Innanzitutto occorrerà vedere se i positivi della Mazzarese hanno risolto i loro problemi e potranno scendere regolarmente in campo. Si tratta di una partita ancora in bilico per la quale si dovrebbe decidere tutto entro venerdì. Sulle ali dell'entusiasmo il Canicattì non dovrebbe avere problemi di sorta, ma su un campo come quello dell'Elo Monaco può succedere di tutto, anche se il vantaggio, il numerico dei punti in classifica dei biancorossi è tale da non avere timori di sorta. Per quanto riguarda l'Acragas deve guardare a se stesso, basta vincere e poi osservare cosa succederà sugli altri campi. Cresce l'attesa per la super sfida contro il Misilmeri domenica alle Senete ore 15, in palio punti importantissimi per il secondo posto. Come la state preparando questa partita, Giampaolo Tuniz? Ma sicuramente è una sfida importante, lo sappiamo, contro una diretta concorrente. Sappiamo che loro sono un'ottima squadra, si sono anche rinforzati bene nell'ultimo mercato.
Sicuramente sarà una partita difficile, dove forse gli episodi faranno la differenza. Sicuramente tutti e due lottiamo per appunto questa posizione, per tenere questa posizione, e speriamo insomma di riuscire a continuare con il trend delle ultime partite. Come sta l'Akragas, come state fisicamente e mentalmente? Io credo che la squadra nelle ultime partite abbia fornito delle ottime prestazioni, sia dal punto di vista mentale, caratteriale, anche a livello fisico. Siamo riusciti a imporci contro delle squadre comunque che erano delle insidie, e siamo riusciti comunque a portare a casa dei punti importanti e a risalire un po'. Sicuramente la sfida di domenica è una bella prova. Servirà anche l'apporto del pubblico, il tuo appello ai tifosi biancoazzurri. Sicuramente questo, perché avendo uno stadio del genere sarebbe sempre bello averlo pieno, riempito, e le tribune gremite di persone, perché comunque la spinta è fondamentale anche dei tifosi, e soprattutto in queste sfide così delicate. Iniziano le partite del play-out salvezza nel campionato di Serie A2 di pallavolo femminile. La SEAP dall'Icardillo Aragona giocherà la prima contro il Club Italia CRAI Milano sabato prossimo 19 marzo alle ore 14:30 nel centro federale Donato Pavesi di Milano. La formazione lombarda, allenata dal tecnico federale Marco Mencarelli, ha concluso il campionato al terzultimo posto con 19 punti. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.